Stavolta non sarà una demolizione spettacolare, ma ugualmente significativa. Sabato mattina verrà rimosso il cosiddetto muro di Via Anelli, quel lungo sbarramento in pannelli e reti di ferro che nel 2006 tutta Italia conobbe, installato per tenere lontano dal complesso Serenissima il via vai degli spacciatori. Quel muro è stato l'emblema di uno scempio urbanistico, di un disagio sociale importante, di una convivenza mai realizzata e quindi abbatterlo è anche il segno di un'amministrazione, di una città soprattutto che guarda ad un futuro nuovo. Un abbattimento simbolico quindi e che apre nuove prospettive in quartiere Stanga San Pio X e non solo. Entro l'anno la permuta dell'area di Via Anelli con lo Stato, con l'area della Prandina che diventa quindi di proprietà dei padovani. Sull'area di Via Anelli, come abbiamo già detto, lo Stato ha affidato al Comune di Padova la progettazione e la realizzazione dell'edificio della Questura, quindi anche nei prossimi anni lavoriamo per uno sviluppo di quella zona che finalmente vede un futuro diverso